La Regione del Veneto ha varato un progetto sperimentale per contrastare in modo più efficace la diffusione della nutria, specie considerata altamente invasiva e pericolosa per la sicurezza del territorio. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla caccia Cristiano Corazzari, prevede un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2025-27, con una prima tranche di 500.000 euro già stanziata per l'anno in corso. Una delle principali novità del piano è il coinvolgimento diretto dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino, soggetti che operano quotidianamente lungo i corsi d'acqua e che diventano ora attuatori privilegiati del piano regionale di controllo della nutria. Essi saranno responsabili della gestione delle squadre di operatori abilitati al controllo in collaborazione con la Polizia Provinciale, dello smaltimento delle carcasse, della raccolta dei dati sugli abbattimenti e della supervisione operativa delle attività sul campo. Il progetto prevede anche incentivi economici per i volontari impegnati nelle operazioni di contenimento, indennità chilometriche, rimborsi per cartucce, un compenso di 3 euro per ogni nutria abbattuta e consegnata ai centri di stoccaggio, oltre alla copertura dei costi per assicurazione, porto d'armi, iscrizione agli ambiti territoriali e dotazioni di sicurezza. Secondo l'assessore Corazzari, la nutria ha trovato in Veneto un habitat ideale a causa dell'abbondanza di corsi d'acqua, causando gravi danni sia agli argini, mettendo a rischio la tenuta idrogeologica in caso di eventi estremi, sia alle colture agricole. Per questo la Regione ha deciso di puntare su un approccio più integrato e capillare, valorizzando il ruolo dei consorzi in stretto contatto con agricoltori e territori. Infine, il coordinamento e il monitoraggio a livello regionale saranno affidati ad Ambi Veneto, l'associazione che riunisce i consorzi di bonifica del territorio, con l'obiettivo di raccogliere dati e realizzare un report aggiornato sull'efficacia degli interventi e sulla distribuzione della specie. L'iniziativa rappresenta un passo concreto per rispondere a un'emergenza ambientale crescente, rafforzando la rete di controllo sul territorio e incentivando il contributo attivo di chi già opera sul campo. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.